Pagare per sparare ai civili e ai bambini succedeva 30 anni fa a Sarajevo. Un documentario svela un'atroce verità. La Moldavia strangolata dalla presenza dei soldati di Putin in Transnistria e dai debiti fatti per pagare il gas russo. La Russia di Putin cerca una proiezione navale in Baltico e Mediterraneo, sfruttando anche le rivalità all'interno della NATO. La crisi energetica spinge la Repubblica Ceca a puntare ancora sul nucleare. L'uranio per i reattori arriva però dalla Siberia. Acqua rossa, giallo dello scrittore croato Jurica Pavicic, racconta la storia della Dalmazia dal comunismo al turismo di oggi. Cacciatori di uomini, persone ricche, sadiche, tra loro anche italiani, che pagano per appostarsi sulle alture che dominano Sarajevo e sparare sui civili. La tariffa aumenta se nel mirino è inquadrato un bambino. Succedeva 30 anni fa durante la guerra di Bosnia. Orrori raccontati dal documentario Sarajevo Safari. Il regista sloveno Miran Zupanic e il produttore Franzi Zajc hanno raccolto testimonianze di questi fatti. Nel film parlano due testimoni diretti, un agente sloveno di un servizio di spionaggio statunitense che ha assistito ad uno di questi safari, e Edin Subasic, al tempo dell'assedio di Sarajevo, ufficiale del servizio informazioni dell'esercito bosniaco. Zupanic, durante la preparazione del documentario, ha parlato con altri testimoni diretti. Nessuna di queste persone, però, per timore di rappresaglie, ha avuto il coraggio di raccontare questa storia di fronte ad una telecamera. Samo soočenje, samo spoznanje. Lo scoprire, essere consapevole della verità di questi fatti è stato per me drammatico. Ho girato documentari storici per più di 30 anni. Ho documentato crimini e tragedie. I drammi della storia non mi sono sconosciuti, li ho raccontati in altri lavori. Nella mia carriera, però, non mi sono mai trovato di fronte ad una cosa così feroce, così oscura, sadica. Semplicemente non potevo concepire che qualcuno pagasse per sparare a delle persone inermi. Per 3 anni ho convissuto con questo peso. Purtroppo questa storia ci racconta come l'uomo sia un essere capace di produrre un male inimmaginabile. Bitje, che nosi v sebi neko neverjetno zlo. Il viaggio dei partecipanti al safari umano era organizzato. I cacciatori, cittadini di paesi europei, partivano da Trieste, arrivavano a Belgrado e poi erano trasferiti sulle posizioni serbe sopra Sarajevo. A parlare nel film poi anche le vittime dei cecchini, i genitori di un bambino ucciso da un francotiratore, un giovane colpito da un cecchino e rimasto paralizzato, il cui ferimento fu ripreso da una troupe televisiva. La memoria delle vittime messa a confronto con il racconto di come funzionava il safari, la caccia all'uomo. Zupanic spiega di avere pubblicato solo testimonianze dirette e verificate e di non temere smentite o querele. Personalmente sono convinto che abbiamo fatto il nostro dovere di documentaristi. Abbiamo rispettato il nostro dovere professionale e morale di presentare questi fatti. Con coscienza abbiamo portato alla luce del sole questa vicenda, di cui però evidentemente si parlava, era conosciuta. Se il nostro peccato è avere pubblicato questa storia, allora che Dio ci aiuti. Čekali smo šta će uraditi SISMI i italijanska državna, unutrašnja državna služba, tadašnji SISDE. Edin Subasic afferma che i servizi bosniaci avevano riferito dei safari all'antenna Sarajevo del SISMI, all'epoca il servizio di informazioni esterno italiano. In seguito i bosniaci furono avvisati che la situazione era stata risolta dal SISDE, il servizio interno. Subasic afferma che al safari avrebbe partecipato anche una persona di Milano, che però non era stata identificata. I bosniaci avevano avuto queste informazioni interrogando un soldato dell'esercito serbo-bosniaco. Durante l'assedio di Sarajevo, dal 5 aprile del 1992 al 29 febbraio del 1996, furono uccisi 11.000 civili.
119 giorni dall'invasione dell'Ucraina, i combattimenti infuriano a est e a sud del paese e mentre Kiev continua a incassare successi sul campo, con il referendum farsa nei territori occupati, il destino del paese e lo sviluppo della guerra sembrano sempre più incerti. Ma vicino all'Ucraina c'è un'altra nazione che guarda con apprensione al di là del confine, e la Moldavia, schiacciata tra l'incudine del territorio separatista russo della Transnistria e il martello della dipendenza dal gas di Mosca. Con l'inverno alle porte, il prezzo del metano alle stelle e un'inflazione prossima al 40%, molti abitanti di quello che è uno dei paesi più poveri d'Europa sono scesi in piazza per protestare contro la politica europeista del governo della presidente Maia Sandu. Ucraina e Moldavia sono due paesi distinti. Il governo dice che noi siamo neutrali. Perché dobbiamo soffrire ed essere un paese povero se c'è la guerra in Ucraina? Il prezzo del gas è aumentato del 700% in un anno. Il 700%. Prima pagavamo 4 lei e ora 30 lei per metro cubo. E in Ucraina, dove c'è la guerra, il prezzo è persino più basso. La vita per noi è dura, per i pensionati, per i giovani, per le madri. La vita è dura. Vogliamo la pace e vivere bene. C'è chi dice che dietro le manifestazioni ci sia l'ombra della vecchia classe politica di oligarchi filorussi che punta a spodestare la presidente Sandu, ma è certo che la gente comune di quella fragile classe media moldava nei prossimi mesi farà sempre più fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Il grande mercato alimentare nel centro di Chisinau è l'ultima spiaggia per una spesa a prezzi un po' più contenuti, ma anche qui le cifre sui cartelli non fanno che crescere. Tutto è caro perché sono altissimi i prezzi, stipendi sono bassi, pensioni sono bassissime. La gente che sono anziani hanno parenti, figli all'estero e aiutano con i soldi, ma così la pensione non basta. Pensioni da poco più di 100 euro al mese con prezzi da Europa occidentale. Ma la tempesta perfetta che si sta addensando sulla Moldavia nasce da lontano, da una dipendenza al 100% dal gas russo, grimaldello usato da Mosca per condizionare la politica del paese sin dalla sua indipendenza. Non ha dubbi su questo Galina Sagin, parlamentare e membro del partito al governo Azione e Solidarietà. È un'arma che è stata usata dai russi nei nostri confronti per 30 anni e purtroppo abbiamo avuto dei governi che non hanno voluto diversificare le fonti del gas e fino all'anno scorso noi abbiamo avuto una sola fonte, la Russia. Dall'anno scorso il nostro governo ha cominciato a diversificare queste fonti, ma non si fa tutto in un giorno. Anche perché la compagnia del gas moldava, la Moldova Gas, ha già accumulato 700 milioni di dollari di debiti scaduti nei confronti di Gazprom, di cui è sussidiaria. I russi hanno concesso un'ulteriore proroga al 31 ottobre, ma intanto le penalità, già a 300 milioni, continuano a crescere. Ci stanno ricattando con il prezzo del gas e quello che intendono i russi di sacrificare, quello che vogliono da noi, vorrebbero federalizzare il paese, cioè di non permettere di reintegrare la Transnistria e noi non saremo mai d'accordo come governo di fare questa cosa, di vendere un pezzo della nostra terra per gas meno caro. La guerra in Ucraina ha una sua pericolosa proiezione navale in Baltico e nel Mediterraneo. Il sabotaggio del gasdotto Nord Stream avrà pesantissime ripercussioni prima di tutto sull'economia tedesca. Ucraina e Polonia hanno accusato la Russia dell'attacco all'infrastruttura. Berlino prudentemente si limita al silenzio. Fonti vicine all'ammiragliato russo invece più o meno direttamente puntano il dito contro le potenze occidentali, soprattutto contro la Gran Bretagna.
Di sicuro c'è solo che il gasdotto sottomarino è stato minato e che né Putin potrà vendere gas né la Germania comperarlo. La dimensione navale del confronto tra la Russia e la NATO è di giorno in giorno sempre più pericolosa anche in Mediterraneo. La Russia, con le sue basi aeronavali in Siria e gli appoggi in Libia, sta tentando di riproporre situazioni geopolitiche ereditate dall'era sovietica. In questo momento più di 30 navi russe solcano le acque del Mediterraneo, sopra e sotto, che è un numero che non si verificava dai tempi della guerra fredda. I russi hanno una base importante nel Mediterraneo a Tartus, in Siria, hanno vari punti di appoggio in Nord Africa e quindi stanno riproiettandosi in questo mare anche per aggirare il fianco sud della NATO. La flotta russa ripropone tattiche tipiche della guerra fredda. In estate 3 navi russe hanno incrociato davanti ad Otranto per bloccare in Adriatico la squadra della portaerei statunitense Truman. Quando si confrontano due entità avverse come le navi della NATO, tra cui le nostre, e la Russia, il rischio di un incidente esiste sempre. Non credo, anzi escluderei che in questo momento almeno russi e certamente noi stiamo cercando lo scontro nel Mediterraneo. Sappiamo però che queste cose possono accadere anche per caso. In Mediterraneo è molto attiva anche la Turchia. Erdogan controlla il traffico marittimo attraverso il Bosforo e i Dardanelli. La Turchia poi punta ai giacimenti di metano nel Levante e vuole rafforzare la propria presenza nel Nord Africa, una strategia che i turchi hanno chiamato Patria Blu. È una teoria ma anche una prassi. Patria Blu vuol dire che la Turchia scopre il mare, non vuole essere solo una sorta di potenza continentale anatolica. La Turchia ha una visione imperiale di sé e per la proiezione imperiale, in particolare per quanto riguarda il Nord Africa e i Balcani, ha bisogno di essere sul mare. Lo abbiamo visto nel caso libico in maniera molto plastica. Oggi in Libia, a Tripoli, ci sono i turchi più di ogni altro. La Turchia vuole controllare i grandi giacimenti di metano nel Levante. Inoltre, tra Ankara e Atene poi rimane ancora indefinita la questione dei confini marittimi in Egeo, questione che si trascina dagli anni 20 del secolo scorso. Erdogan ha invitato la Grecia a non militarizzare le isole dell'Egeo, un messaggio lanciato durante le grandi manovre delle forze armate turche nella regione di Smirne. Questa è una situazione permanente, direi. Abbiamo dentro la NATO 2 paesi di fatto nemici, Grecia e Turchia, che si contendono degli spazi marittimi vitali per entrambi. Il mare Egeo, le isole greche a ridosso della Turchia, pensiamo a Rodi per esempio, ma anche Creta dal punto di vista turco è un'isola turca, non parliamo di Cipro, quindi il Mediterraneo orientale è ben bollente. La Grecia ha avviato un deciso programma di riarmo. Recentemente Atene ha stipulato con la Francia un contratto per l'acquisto di aerei da combattimento. Atene ha inoltre comperato carri armati, artiglieria e sottomarini dalla Germania. Corsa all'indipendenza energetica dalla Russia. Tutti i paesi ci stanno provando, persino quelli, o meglio, a maggior ragione quelli, un tempo considerati satelliti dell'allora Unione Sovietica. E un esempio su tutti è sicuramente la Repubblica Ceca. Il paese è un grande produttore di elettricità grazie soprattutto alla presenza delle centrali termiche a carbone, ma sicuramente anche delle 2 centrali nucleari di Temelin e Dukovany. A Temelin sono attivi 2 reattori da 1923 MW complessivi, a Dukovany 4 reattori per una capacità produttiva di 1752 MW. Le 2 centrali insieme soddisfano il 42% di fabbisogno di energia dell'intera Repubblica Ceca. Centrali che però, è bene ricordarlo, sono state costruite con tecnologia sovietica. Lo stesso uranio proviene dalla Russia, come ricorda bene il giornalista Andrea Pieralli, che da Praga segue gli avvenimenti in Repubblica Ceca e che con noi ha visitato la centrale di Dukovany. Non è stato ancora embargato e non ci sono per il momento
particolari limiti nella fornitura, ma sicuramente lo sarà nell'immediato futuro, perché l'obiettivo, almeno di questo governo, è di diventare completamente autonomo dalle risorse energetiche di qualsiasi tipo provenienti dalla Russia. Si parla del Kazakistan, Stati Uniti, altri paesi. Se il prezzo del gas lievitato alle stelle viene usato dalla Russia come strumento per forzare l'Occidente a non sostenere la resistenza ucraina, sembra che questo non stia accadendo con il prezzo delle forniture di uranio. Per il momento il prezzo dell'uranio che proviene dalla Russia non è aumentato e pare che questo sia, una scelta strategica della Russia per mostrare che comunque non conviene andare a cercare fuori altri fornitori che sono inevitabilmente in questo momento più cari, perché tutta la domanda si è spostata verso altri paesi. Lo scorso settembre la Repubblica Ceca ha annunciato che entro dicembre porrà fine alla sua adesione all'Istituto Congiunto per la Ricerca Nucleare di Dubno, vicino a Mosca. Il paese da tempo sta lavorando alla sostituzione dei reattori della centrale di Dukovany, che hanno alle spalle 36 anni di storia. I 2 nuovi reattori verranno costruiti appena fuori dal perimetro dell'attuale centrale. In questi giorni si è tenuto a Plzeň una conferenza di esperti dell'energia e l'ex direttore della centrale di Temelín, l'altra centrale nucleare, ha detto che non dovremmo ampliare di un blocco, ma addirittura dovremmo farne direttamente altri 6. Ora può essere una sparata buttata lì così, ma è già indicativo di una certa tendenza che sicuramente spinge verso l'atomo. Il primo reattore da 1000 megawatt sostituirà i 2 impianti più datati. Un progetto da 7 miliardi impiegherà almeno 7 anni per essere realizzato. Entro il 2024 dovrà essere scelto il partner con cui fare questi ampliamenti. È importante sottolineare che già nel 2018, quando il progetto dell'ampliamento di Dukovany non era ancora stato ufficialmente autorizzato, Praga non era d'accordo con una sua eventuale gestione russa. La Russia, infatti, assieme alla Cina, era stata definitivamente esclusa dalla gara ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Ora dunque a maggior ragione. Visitiamo i magazzini dove viene stoccato il combustibile esaurito. La loro radioattività può durare per migliaia d'anni. Sono 120 le buche create per seppellire le scorie, profonde 20 metri. Negli anni 80 si pensava di riempirle tutte entro 30 anni d'attività dell'impianto, invece ne sono passati 40 di anni e ne sono state riempite finora 26. Abbiamo già molta esperienza di stoccaggio dei rifiuti nucleari. Entrambe le 2 centrali hanno infatti nelle vicinanze dei depositi temporanei che hanno spazio ancora per decine di anni. Nel frattempo stiamo studiando dove posizionare nuovi depositi in grande profondità da costruire entro il 2065. Mistero, la scomparsa di una ragazza, un dramma che condiziona un piccolo borgo della Dalmazia per più di 3 decenni, un mistero che consente allo scrittore e giornalista Jurica Pavičić di raccontare i cambiamenti di una società che è passata dal comunismo di Tito al capitalismo speculativo senza cambiare le convenzioni di lungo periodo caratteristiche della cultura mediterranea. Questo troviamo in Acqua Rossa, un giallo avvincente che in Croazia, ma recentemente anche in Francia, è diventato un bestseller. Ora il libro è disponibile anche in italiano. Ma perché Acqua Rossa suscita tanto interesse? Per certi aspetti, anche per me questo è un mistero. Acqua Rossa piace ai lettori per 2 fattori. Il primo è che il racconto ha tutti gli ingredienti del giallo, il mistero, la tensione, l'intrigo. Il secondo fattore è che presenta 30 anni di storia di una comunità in Dalmazia, dalla fine del comunismo con la guerra, il flagello dell'eroina e ora l'esplosione del turismo. L'epopea di una comunità viene di solito raccontata dalla cosiddetta letteratura alta. Presentare la storia in un giallo ha generato il successo di Acqua Rossa. Culturalmente, come dovrebbe essere definita questa letteratura? Mediterranea o est europea? Certamente mediterranea, anche se alcuni temi come la caduta del comunismo e la transizione feroce nel capitalismo sono comuni a tutta l'Europa orientale. Un mio editore ha definito il mio scrivere gotico meridionale, dal meridione della Croazia.
Nei suoi libri spesso racconta la corruzione, un fenomeno che domina la cronaca politica in Croazia. Questa patologia sociale come condiziona il suo paese? Le persone comuni risponderebbero che la corruzione condiziona completamente la società croata. In realtà non è proprio così. La corruzione domina la politica fin dagli anni 90, dai tempi della guerra. Certamente è presente nella HDZ, il partito di governo, ma anche gli altri partiti non sono innocenti. Per fortuna la polizia e una parte della magistratura indagano questi crimini e negli anni molti ministri sono finiti in carcere. Questo però non ferma la corruzione. Si è creata una sfiducia generale che, ad esempio, spinge i giovani ad emigrare per non essere sottoposti ad un ricatto clientelare nella loro ricerca di un lavoro. La traduzione italiana di Acqua Rossa è di Estera Miocic. A pubblicarla è stato invece Keller Editore.